La terra trema e lo fa ancora. Lo sciame sismico corre come brividi lungo il nord Italia. L'eco delle scosse che devastano l'Emilia arriva fino in Veneto. A Vicenza, dove stamattina gli studenti hanno ripreso le lezioni, il terremoto costerà al comune migliaia di euro per sistemare i danni, per fortuna non strutturali, che hanno colpito le scuole della città. Certamente in questo momento non abbiamo una stima precisa dell'entità finanziaria dei danni che dovremmo affrontare, anche se così nell'ordine di idee ci prepariamo a qualche decina di migliaia di euro. Nel Vicentino qualche istituto non riapre ancora. Gli esperti stamattina hanno verificato le crepe che hanno segnato i muri delle scuole di Grisignano di Zocco e l'asilo di Monte Galdella. Oggi è stata chiusa la scuola elementare e la scuola media perché naturalmente erano il plesso che era interessato ieri da problematiche, ma in realtà si sono proprio verificato nulla di fatto in sostanza. L'asilo è stato tenuto chiuso perché anche questo qua presentava ieri qualche piccola crepa, diciamo fessura. Questa mattina stanno facendo dei controlli e in serata, oggi pomeriggio, capiremo cosa c'è. A Montecchio Maggiore il sindaco Milena Cecchetto chiede al governo di svincolare i comuni virtuosi dal patto di stabilità perché destinino i miliardi fermi in cassa alla messa in sicurezza delle scuole più vecchie per prevenire terremoti futuri. E mentre la Banca Popolare di Vicenza ha stanziato un fondo straordinario per sostenere economicamente le imprese e le famiglie delle zone colpite dal sisma, Palazzo Trissino pubblica un vademecum ad uso e consumo dei cittadini sui comportamenti da tenere e da evitare quando la terra trema. Perché all'aperto mai fermarsi sotto i palazzi o vicino a linee elettriche o agli alberi. Chi è in casa invece eviti di uscire dai balconi o di fermarsi sulle scale, come confermano anche i vigili del fuoco. Mettersi sotto gli architravi, vicino a muri portanti, nell'eventualità di un terremoto disastroso. Questi per noi sono stati marginali, questi terremoti, oppure sotto architravi di porte, zone dove gli edifici sono più forti.